I medici e gli infermieri nella sanità hanno ricevuto una parte economica durante il virus proprio per lo sforzo. Gli eroi, anche loro sono gli eroi, ma soldi non ne vedono. Si sono ritrovati a manifestare davanti alla sede della Lega Coop Veneto di via Ulloa a Marghera, assieme a Confindustria, uno dei loro interlocutori, come parte di una più estesa piazza virtuale che abbraccia idealmente tutta Italia. Sono i lavoratori multiservizi in appalto, pulizie di ospedali, mense e tanto altro, con un contratto nazionale fermo da 7 anni. In Veneto sono circa 30.000. E in periodo di Covid è emerso una grande gravità, che i carichi di lavoro sono aumentati, che hanno rischiato la vita, che non sono stati dotati di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza come qualsiasi altro lavoratore, soprattutto nella sanità, nelle case di riposo e negli ambienti più delicati, più a rischio. Noi parliamo anche di lavoratori che sono all'interno dell'ospedale in reparti Covid e perciò se non puliscono loro è a rischio la tutela di tutti, per pazienti e anche operai e operatori sanitari. Sono lavoratori che prendono 7 euro all'ora lordi, quindi vuol dire 5 euro netti all'ora, ed è una vergogna. In periodo in cui viene richiesto, è uno dei pochi settori che non è in crisi, anzi sono aumentate le attività di sanificazione, però malgrado questo non viene riconosciuto la carenza di un contratto, di una regolamentazione che invece è doverosa. A Venezia la situazione è difficile anche per lavoratori multiservizi impegnati in biblioteche chiuse e in musei che in alcuni casi hanno riaperto solo a giornate o ad orari ridotti. Turni di lavoro stravolti, turni spezzati, quindi con una situazione che va a incidere pesantemente sulle vite nostre quotidiane.